Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per mostrarvi quello che ho preso con Too Good To Go con soli 3,99 € nel supermercato della zona che si chiama Maxi. Allora iniziamo. Mi hanno dato questa vaschettina di peperoni ripieni e questi qui già costavano, come potete vedere, 12,64 €. Poi mi hanno dato questa vaschettina di baccalà condito e solamente questo costava 8,25 €. Poi un po' di carne, fettine di bovino adulto di prima scelta, e queste qui le avevano scontate a 1,90 €. Poi altra carne, ovvero le braciole di lonza scontate a 1,20 €, ma le hanno messe qui sicuramente perché non le hanno vendute. Poi mi hanno dato questi spiedini di gamberi e solamente questi costavano 6,67 €. Poi un po' di cristini, questi qui, la focaccia, anche questa costava 5,18 €. Guardate ragazzi quanta roba, veramente conviene scaricarla perché tutto questo cibo andrebbe nella spazzatura. Altri cristini integrali, poi ho un po' di yogurt della Mila, gusto con il cioccolato, sarebbe yogurt con cioccolato, con le solite palline. Poi abbiamo la mozzarella per pizza della marca Prealpi, sempre della Mila, un altro yogurt sempre della Mila, un altro yogurt senza lattosio sempre della Mila alla banana, un'altra mozzarella per pizza sempre marca Prealpi. Questi qui che fanno la pubblicità Miu Miu della Cameo, non li ho mai assaggiati. Poi lo stracchino della nonno Nanni, buonissimo, un altro stracchino, sfogliavelo al prosciutto toscano di Giovanni Rana e nient'altro. Questo è tutto quello che mi hanno dato con solamente 3,99 €. Scaricate l'app, ve lo dico sempre, ne vale la pena. Questo era tutto cibo che sarebbe finito direttamente nella spazzatura ed è un peccato, specie nei tempi in cui ci troviamo post Covid, che tanta gente non si può permettere di fare la spesa, tanta gente purtroppo non ha lavoro e tanta gente che non può o non riesce a sfamare i propri figli. Non è il nostro caso, però si cerca comunque di contribuire al pianeta per evitare sprechi e quant'altro, spazzatura inutile, è un peccato veramente. Se vi va supportatemi come sempre con un pollice in su, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!